Buongiorno a tutti e bentrovati in questa splendida cornice, Palazzo della Ragione, è un vero gioiello della città di Padova. Un benvenuto ai presenti, un benvenuto anche alle persone che ci stanno seguendo in diretta sui social della Fondazione Cariparo. Oggi è il 1° ottobre, oltre a essere, se non sbaglio, la giornata dei nonni, quindi faccio gli auguri a tutti, anche ai nonni presenti. È anche la giornata in cui l'Europa festeggia la giornata europea delle fondazioni, istituita da Daphne, Donors and Foundation Networks in Europe, organizzazione che riunisce le fondazioni del continente, che nel 2013 ha lanciato la giornata appunto europea delle fondazioni per far conoscere alle comunità le attività che le fondazioni svolgono nei territori in cui operano. In particolare quest'anno per presentare e festeggiare le tante storie di inclusione sociale promosse dalle fondazioni. E noi oggi siamo qui grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a Padova, città che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di capitale europea del volontariato 2020 nella splendida cornice del Palazzo della Ragione per partecipare con 2 eventi attivamente a questa giornata molto particolare. Il primo è un concerto diffuso che si terrà contemporaneamente in 50 città italiane e una tavola rotonda nel pomeriggio organizzata in collaborazione con il Centro Servizio Volontariato di Padova, in cui 4 grandi esperti si confronteranno sul tema della comunicazione sociale. Siamo qui proprio in questo momento storico particolare, in piena pandemia, ma del vivo, ce l'abbiamo fatta, con tutte le accortezze del caso naturalmente. Come vedete siamo seduti un posto sì, un posto no, con le mascherine. E siamo anche appunto in diretta streaming per offrire l'opportunità di seguirci anche chi ovviamente non ha potuto trovare posto qui. Dobbiamo ringraziare in particolare il Comune di Padova, ringrazio l'assessore Benciolini per l'ospitalità, il Centro Servizi del Volontariato, vedo il Presidente e il Direttore, per aver contribuito a organizzare insieme alla Fondazione l'evento che si terrà oggi pomeriggio, i musicisti che si esibiranno in concerto, i relatori che ascolteremo nel pomeriggio, i media che seguono l'evento, in particolare il TGR regionale questa mattina e Telenuovo che seguirà gli eventi per tutta la giornata. E naturalmente devo ringraziare l'ACRI, l'associazione italiana che riunisce le fondazioni di origine bancaria e che attraverso questa giornata ricca di eventi e iniziative vuole dare un messaggio di incoraggiamento per ripartire tutti insieme all'insegna della musica, dell'arte e dei giovani e dello spirito di comunità. Prima di dare naturalmente la parola alla musica, voglio chiamare qui con me, a distanza naturalmente, il presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro, il professor Muraro, per spiegarci appunto il senso di questa giornata per le città, per le persone, in questo momento storico molto particolare. Bene, buongiorno a tutte e a tutti, un saluto particolare alle autorità, un rinnovato ringraziamento al sindaco Giordani, qui rappresentato dall'assessore Benciolini, per averci dato questa splendida cornice. È una manifestazione, come già vi è stato descritto, che vede accomunate tutte le fondazioni italiane e tutte le fondazioni europee. L'Europa si festeggia in tanti modi, in tante date, anche le fondazioni hanno voluto ritagliarsi questo momento comune, che vuole sottolineare uno sforzo corale, uno sforzo comunitario, pur nella diversità. Ricordo ancora da ragazzino, quando si cominciava a parlare di Europa, il motto era unità nella diversità, e questa è una verità che ci accompagna costantemente anche in questo momento. Ogni città farà le proprie manifestazioni, ma abbiamo appunto questo comune sentire che si esprime anche in questa manifestazione corale, perché alle 11 tutti suoneranno l'inno europeo, l'inno La gioia di Beethoven. Ecco, questo è il primo pensiero, insomma. Il secondo pensiero è che noi siamo particolarmente interessati in questo momento a esaltare i valori della comunità. È il lascito positivo, l'unico lascito positivo che ci ha lasciato questa terribile pandemia, che ancora ci preoccupa, ma che ci ha fatto sentire il valore della interdipendenza. Nessuno può vivere da solo, ognuno dipende anche dagli atti altrui e condiziona la vita altrui. E questa sensibilità dobbiamo fare in maniera che si radichi e si trasformi in atti generosi di solidarietà. In questo ci troviamo sempre passo a passo vicini al mondo del volontariato. Anche in questa occasione abbiamo organizzato col CSV una manifestazione pomeridiana che verterà sulla comunicazione nell'ambito del terzo settore, ma al di là di questo episodio pur importante voglio ricordare la costante collaborazione che abbiamo avuto col CSV e con altre organizzazioni di volontariato che sono stato il braccio operativo. Credo che la Fondazione Cariparo
abbia ben meritato, lasciatemelo dire con una punta di legittimo orgoglio, in questa emergenza, dimostrando di essere capaci di intervenire subito e bene. Ma non saremmo stati capaci di arrivare al fronte se non avessimo avuto un volontariato che si è mobilitato in maniera splendida. Sarà memorabile, sarà da ricordare come un esempio di civismo che veramente ci consola, ci dà fiducia anche per l'avvenire. Questa manifestazione delle fondazioni è l'insegna della cultura, quindi avremo musica, avremo rappresentazioni, perché abbiamo pensato che questa sia la maniera migliore di sottolineare la coesione sociale. Niente meglio della cultura dà questo senso di comunità, dell'ascoltare insieme, del gioire insieme, della bellezza. L'ultima cosa che voglio sottolineare è che noi dobbiamo, con questo episodio di giornata delle fondazioni, concorrere a fare l'Europa. Al di là appunto di questo segmento, dobbiamo ricordarci che noi abbiamo come cittadini europei di questo momento un compito storico da realizzare. Il cammino dell'Europa è iniziato 70 anni fa. Il 9 maggio c'è la giornata europea proprio a ricordo del discorso di Schuman, che introdusse il piano che poi si tramutò nella comunità economica del carbone e dell'acciaio, che dette vita alla comunità economica europea, che si trasformò in Unione Europea, che generò l'euro, eccetera. Un lungo percorso accidentato, lo sappiamo noi italiani meglio di altri, che però va avanti e deve andare avanti. Io non voglio tanto sottolineare le comuni radici giudaico-cristiane che non ci hanno impedito di farci la guerra sistematicamente, di creare milioni di morti. Voglio ricordare a tutti voi e a tutti quelli a cui potrete trasmettere il messaggio che noi viviamo nel modello economico-sociale migliore al mondo. Non vedo altrove qualcosa di migliore dell'economia sociale di mercato che ha vinto in Europa, pur con tutte le sue imperfezioni e con tutte le sue carenze che si manifestano ogni giorno. E abbiamo soprattutto un comune destino. Questo è l'elemento che trovo essere il fattore di coesione massimo, un termine che è diventato adesso familiare anche in italiano, che è stato lanciato da Angela Merkel in un discorso veramente di spessore storico nell'aprile di quest'anno, quando ha convinto il Parlamento europeo a aprire un nuovo capitolo all'insegna dell'impegno comune, della solidarietà all'interno dell'Europa, da cui è scaturito il Recovery Fund. E lei ha parlato appunto di Schicksalsgemeinschaft, di comunità di destino, e questo è il concetto che vorrei mettere a emblema di questa giornata. Da soli non facciamo niente, vale per gli individui nella comunità, vale per gli Stati all'interno dell'Unione Europea. Solo se riusciremo ad avere questa consapevolezza e a trarre le dovute conseguenze, potremo avere la speranza di continuare a vivere nel nostro modello di economia sociale di mercato e di essere felici insieme. Auguri a tutti. Grazie Presidente. E giustamente adesso facciamo sicuramente qualcosa assieme attraverso la musica, perché il primo degli eventi che apre questa giornata è Risuona Italia, tante piazze in una sola comunità, c'è anche un hashtag appunto Risuona Italia e anche il sito risuonaitalia.it. È un concerto simultaneo in 50 città italiane che qui si svolgerà con il coinvolgimento dell'Orchestra di Padova e del Veneto, guidata dal direttore Marco Angius, con la partecipazione del coro Città di Piazzola sul Brenta e di 4 giovani cantanti dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala. Assieme eseguiranno un programma interamente dedicato alla musica di Beethoven nei 250 anni dalla nascita del grande compositore tedesco. La prima parte del concerto durerà circa 35 minuti, poi i musicisti faranno una breve pausa per prepararsi all'esecuzione del finale della Nona Sinfonia di Beethoven. Alle 11 appunto suoneremo insieme ad altre 50 città italiane, quindi ci collegheremo, l'inno alla gioia, l'inno ufficiale proprio dell'Unione Europea. L'evento padovano però, come ha detto anche il Presidente, non si ferma qui, ma oggi pomeriggio, visto che Padova è capitale europea del volontariato 2020, alle 17:30, sempre qui, si cambierà la scena e ci sarà una tavola rotonda intitolata Comunicare per bene, che offrirà un momento di riflessione e condivisione sul tema appunto della comunicazione sociale. Prima però ci godiamo la musica e condividiamola con l'Europa e con i protagonisti di questa mattina.
Direttore, venga qui con me a prendersi anche l'applauso. Adesso mi fa parlare, però sono... Questi Grazie. sono i ringraziamenti di questo salone, ma anche di tutte le persone che ci stanno vedendo online. So che abbiamo pochissimi minuti, Sì, stiamo cercando di fare velocemente perché ci dobbiamo collegare con altre 50 città italiane per suonare insieme l'Inno alla Gioia. dico buongiorno. Assolutamente. E lascio entrare il coro e solisti, grazie, buon Esatto, ascolto. no, le volevo solo chiedere una cosa finché facciamo entrare i cori solisti. Sì. Cosa significa? Perché so che è complicato tecnicamente parlando suonare insieme anche in streaming. Si riesce? Oggi sarà una cosa molto particolare? Sì, ci dobbiamo riuscire per forza. No, comunque, sì, adesso è, come dire, un momento particolare perché l'orchestra sta ricominciando la propria stagione, che non a caso sarà dedicata appunto a Beethoven, almeno nella prima parte. Quindi questa è una sorta di anteprima e ringrazio oltremodo la Fondazione per questa ospitalità e occasione. Immagino che sia stato difficile anche per voi in questo momento riuscire a provare assieme. Sì, abbastanza, però Ce sembra che ci l'abbiamo riusciamo. fatta. Grazie. Grazie assolutamente. Mentre facciamo entrare gli altri protagonisti di questa mattinata, io attendo l'ok poi per far iniziare l'Inno alla Gioia, volevo dire alcune cose. Appunto adesso ci collegheremo assieme ad altre 50 città italiane che vogliono ripartire tutte insieme all'insegna dei giovani, della musica e della solidarietà. Una cosa su quello che è l'Inno alla Gioia è stato tratto appunto dalla Nona Sinfonia di Beethoven, composta nel 1823, e che ha messo in musica appunto l'Inno alla Gioia scritto da Friedrich von Schiller nel 1785 ed è stato adottato come inno d'Europa dal Consiglio d'Europa nel 1972. Ce l'ha detto anche il Presidente, l'ode descrive l'ideale tipicamente romantico di una società di uomini ugualmente legati tra loro da vincoli di gioia e amicizia universale. Nel 1985 venne adottato dai capi di Stato del governo dell'Unione Europea come inno ufficiale dell'Unione Europea. Ormai è divenuta consuetudine nelle cerimonie ufficiali eseguire prima l'inno della nazione interessata e subito dopo ovviamente l'inno europeo. Ricordo che questi eventi fanno parte di un palinsesto che risuona Italia, come quello che stiamo vivendo, organizzato dalle fondazioni di origine bancaria associate in ACRI che quotidianamente sui territori promuovono e sostengono iniziative culturali, solidali e naturalmente delle organizzazioni della società civile. Le fondazioni fanno filantropia. Filantropia, etimologicamente parlando, significa amore verso il prossimo. Con l'impegno filantropico le fondazioni operano per mettere più persone possibili nelle condizioni, diciamo così, di lanciare in acqua la propria rete e lo fanno dando voce e sostegno ai progetti che hanno una ricaduta positiva poi sul territorio di appartenenza e sulla collettività, sperimentando nuovi approcci ai problemi sociali per generare conoscenze su come risolverli efficacemente. Essere filantropi in fondo è proprio questo, agire sulle cause che determinano i bisogni per prevenirli e ridurli sempre di più. E la giornata di questo 1° ottobre vuole essere proprio un'occasione per lanciare un'esortazione a ripartire tutti assieme all'insegna della solidarietà e dello spirito di comunità. Le orchestre giovanili coinvolte sono infatti espressione di progetti di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, oltre che di formazione musicale d'eccellenza. Suonare assieme in questo caso, assieme anche ad altre 50 città italiane, significa anche imparare a convivere e a condividere regole ed emozioni. Per molti dei ragazzi, vedo che mi danno l'ok, quindi stiamo per collegarci. A voi la parola, a voi la musica e buon ascolto.
Un grazie davvero di cuore a tutti i nostri musicisti, all'orchestra, al direttore Marco Angius. Grazie davvero di avere unito l'Italia, unito l'Europa attraverso la musica, attraverso i giovani, attraverso l'arte. Naturalmente la nostra giornata non finisce qui, finisce con la musica e con l'arte, ma la riprendiamo oggi pomeriggio. Ricordo l'appuntamento alle 17:30 sempre qui con la tavola rotonda Comunicare per Bene, assieme al fondatore di Vita Riccardo Bonaccina, al direttore creativo Paolo Iabichino, alla presidente della FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiane ed esperta di comunicazione sociale, Rossella Sobrero, e la giornalista responsabile dell'inserto Buone Notizie del Corriere della Sera, Elisabetta Soglio. Per chi non si è ancora iscritto, ci sono anche le coordinate sempre nel sito della Fondazione Cariparo, www.fondazionecariparo.it, dove potete ancora iscrivervi per partecipare, per eventualmente seguire anche da casa e fare delle domande ai relatori. Io ringrazio la Fondazione, che ritroviamo naturalmente oggi pomeriggio, la Fondazione Cariparo, il Comune, i musicisti, l'Acri, il CSV, che troveremo proprio oggi pomeriggio per parlare di come comunicare sociale. Io vi auguro intanto una buona giornata, sia a voi che siete qui questa mattina, sia alle persone che ci hanno seguito online. Grazie davvero a tutti e buona continuazione di giornata.